Entusiasmo e voglia di stupire sono le parole d'ordine della neopromossa giussaghese. I portoghesi ripartono da mister Paolo Davi e da una squadra che ha mantenuto l'ossatura portante dello scorso vittorioso campionato di terza categoria, integrata da alcuni inserimenti mirati che hanno portato in giallo-blu 6 volti nuovi. Dalla Fossaltese è arrivato l'interessante esterno Riccardo Battiston. Sempre in difesa le new entry sono Stefano Chiandotto dal Sesto Bagnarola e Cristian Mattiuzzi dal Lugugnana. A dare manforte in mediana è stato chiamato Riccardo Guglielmini dal Sesto Bagnarola e in attacco il direttore sportivo Stefano Martin ha assestato 2 colpi di rilievo come Fabio Bravo dal Teor e Alessandro Lena dal Sindacale. Hanno lasciato la giussaghese i vari Pizzal, Massimo Drigo, Stefano Drigo, Tondello e Zanon. In un campionato che è eccezione fatta per le corazzate Jesolo, Pramaggiore e Musile, per il resto si preannuncia piuttosto equilibrato. L'obiettivo di partenza è, come conviene ad una neopromossa, la salvezza, ma senza mettere alcun limite di sorta verso l'alto, convinti che la squadra abbia l'organico per potersi prendere molte soddisfazioni. Niente, gli obiettivi della società sono quelli che le neopromosse mettono sempre in primo piano, cioè quello di fare una salvezza tentando di farla diventare più tranquilla possibile. Chiaramente dopo però siamo una società dove mettiamo certi valori e la voglia di crescere e le ambizioni, visto che siamo oltretutto una società giovane, e la voglia di crescere anno per anno in maniera costante c'è, per cui se viene una salvezza tranquilla e si prospetta qualche strada fiorita, la giussaghese non prende un'altra strada ma cerca di percorrerla, insomma. Però l'obiettivo primario è una salvezza tranquilla. Stanno avendo raggiunto per fortuna l'obiettivo, diciamo l'obiettivo della società era quello di ridurre l'età media. Mi sono mosso in questa maniera, però non con giovani campati qua e là, ma con giovani insomma che vengono da campionati tutti sopra la seconda categoria, cioè promozione, prima categoria, e giovani dove non erano parte della rosa ma erano protagonisti insomma nelle squadre quali militavano lo scorso anno, insomma. Io parto sempre comunque per fare il meglio possibile e levare il massimo dalla mia squadra e dovremmo essere molto bravi a attutire, diciamo, il salto di categoria e adattarci nel minor tempo possibile e poi con voglia e grinta cercare di conquistarci una posizione e principalmente fare delle buone prestazioni. Un campionato che, a giudicare insomma dagli organici che si stanno un po' formando, dovrebbe vedere in pole position lo Jesolo, il Pramaggiore e il Musile, poi tutte le altre all'insegna di un certo equilibrio. Sì, da quello che ho sentito dire, le famose voci di corridoio, diciamo che queste 3 squadre sembrano le più attrezzate per il salto di categoria. È normale che io rientro un attimino anche diciamo, nel calcio veneto, specialmente quelli di seconda categoria, da cui manco da tanti anni. Quindi diciamo, le caratteristiche delle squadre generalmente adesso diciamo, pian piano ricomincerò a prendere contatto col campo e quindi valuterò la cosa. Poi di buono diciamo che quest'anno il girone di seconda categoria, qui il girone O, presenta numerosi derby e un campionato fatto proprio in tutte squadre del circondario, quindi è una cosa molto interessante dal punto di vista anche del campanile e anche diciamo dell'incidenza che può avere a livello di pubblico, tutte quelle cose lì. È molto buona questa cosa qua perché sembra che sia tornato, diciamo, negli anni 80, quando giocavo magari anni 90 addirittura, no? Quando giocavo magari a San Nicolò, che c'erano proprio tutte queste squadre qua, ricordo tipo Annonese, Gruaro, tutte quelle squadre lì, quindi è una cosa positiva secondo me. Un tuo ritorno qui in Veneto dopo qualche stagione trascorsa in Friuli? Sì, certo, ho trascorso le ultime 4 stagioni a Teor, dove insomma mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto 4 stagioni molto intense, abbiamo conquistato una promozione e poi altre cose, quindi è stata una bella esperienza, però adesso rientro qui nel portoghese e sono contento di essere qui vicino a casa.
Ho accettato di venire qui a Giussago perché ho trovato diciamo, molto entusiasmo, voglia di fare, specialmente col direttore sportivo Stefano Martin, che mi ha convinto con il suo entusiasmo a accettare questa sfida.